Serie B-Win, tutti i colori della passione. Sfida che sa di playoff allo stadio Bentegodi per la 17ª giornata in Serie B-Win. Verona e Reggina insieme al Padova dividono il quarto posto in classifica. Gli scaligeri di mister Mandorlini sono lanciatissimi, reduci da 5 vittorie consecutive, ma anche gli amaranto calabresi sono in un buon momento, una sola sconfitta nelle ultime 9 giornate. C'è il minuto di silenzio per ricordare le vittime del recente alluvione di Messina e poi si parte agli ordini dell'arbitro Pinzani di Empoli. Subito il Verona in avanti con questa iniziativa di Alfredson sulla fascia di sinistra, il cross dell'islandese mancato di un soffio da Pickelman al centro dell'area avversaria. L'austriaco sostituisce in attacco lo squalificato Ferrari, ancora Hellas, ancora Alfredson, palla all'indietro per Juanito Gomez, il sinistro quasi a botta sicura, si immola Antonio Marino per sventare la minaccia, angolo di Jorginho, palla sul secondo paro, respinge Adejo, la botta di Taxidis respinta da una difesa della Reggina in difficoltà, di nuovo Jorginho, il cross svetta Maietta, ma il pallone è debole, facilmente parato da Pietro Marino. La Reggina fa fatica a uscire dal proprio guscio. 28esimo, grandissima azione di Juanito Gomez sulla destra, la palla morbida messa in rete di testa da Thomas Pickelman, è meritatissimo il vantaggio dell'Hellas Verona. Esplode la curva del Bentegodi per Pickelman, terzo gol in sole 5 presenze in questa Serie B-Win, ma 3/4 di questa marcatura è merito di Juanito Gomez. La Reggina finalmente reagisce, c'è questo tocco di Ragusa, il giocatore dell'Under 21 di Ferrara, ancora Ragusa per Missiroli che tenta un destro al giro, nessun problema per il portiere del Verona Rafael. Inizia la ripresa, dentro un altro attaccante per Breda, Ceravolo al posto di un difensore, Antonio Marino, terzo del secondo tempo, attenzione, è proprio Ceravolo che di sinistro in diagonale fa la barba al palo a Rafael battuto, si fa vedere finalmente anche la Reggina, la reazione del Verona è in questo tiro alto da parte di Abate. Ora la partita è vibrante ed equilibrata, la sponda di Ragusa, attenzione il pasticcio tra Mareco e Rafael, non ne approfitta Ceravolo con il portiere brasiliano dell'Hellas che rimedia al possibile disastro. Ora la Reggina è meno timida, attenzione il destro di Bonazzoli, a lato non di molto, prova a pareggiare la squadra di Breda, c'è tensione nello sguardo anche di Mandorlini. Verona con questo cross dalla destra, Pickelman svetta sopra la testa di Adejo ma manda il pallone alto, altro angolo di Jorginho, la palla passa, Taxidis sinistro sul fondo, le occasioni da una parte e dall'altra fioccano. Torna in campo dopo l'infortunio Campagnacci per la Reggina, fuori Ragusa, contropiede per l'Hellas, Alfredson per Juanito Gomez, a destra Russo ha spazio per tirare ma il centrocampista numero 8 del Verona spreca tutto così. Doppio cambio per Mandorlini, dentro Doninelli ed Alessandro, fuori Jorginho e il match winner per ora Thomas Pickelman. Doppio scambio tra Bonazzoli e Missiroli, quest'ultimo tenta il tocco di destro che però non trova lo specchio della porta veronese. Siamo negli ultimi minuti, Campagnacci dentro per il neoentrato Sarno, rimedia Mareco in calcio d'angolo, ora un po' in affanno il Verona, ancora Campagnacci, fugge a destra su Scaglia, il cross potente colpisce l'esterno del palo. Siamo nel tempo di recupero, attenzione, Juanito Gomez è solo, tenta il pallonetto a scavalcare Pietro Marino, non vi riesce, ma è quanto basta per far vincere il Verona 1-0 sulla Reggina per gli scaligeri, sesta vittoria consecutiva.